La genovese, belli miei, saluti a voi. Perché si chiama così? Beh, per quanti non lo sanno, mangio e mi spiego, se non si fa fritti. Questa c'è la particolarità del prezzemolo, che non mi dispiace, sincero. Ci sono più tesi su perché si chiama la genovese. Una delle probabilità è che erano dei cuochi genovesi che lavoravano nella loggia di Genova a Napoli, nel porto, e facevano stu sugo di cipolla e carne. Ma non solo, ci sono altre tesi, e mo ci guardiamo, io finisco il piatto. Un'altra pare che sia un cuoco napoletano, ma che lavorava in Loggia di Genova ed era soprannominato o genovese perché era chiuso, era tirchio e quindi si sa, i genovesi portano sta nomea e da lì o genovese. Ma ce n'è ancora un'altra. Sta carne sfilacciata. L'ultima tesi è quella di un Monzù di Ginevra che venne a Napoli e cominciò a fare una zuppa di cipolle francese. Ginevra in francese si dice Genève, Geneva, genovese a genovese. Quante storie! Belli miei, quale sia la tesi accreditata non lo so. Di sicuro la genovese è un piatto che va rispettato e va mangiato, non può mancare sulle tavole dei napoletani. Io come sempre vi invito a chi più ne sa, più ne metta nei commenti, perché la genovese è buona storia, buona storia. Vi regalo magno, va? Un bacione.